pedalando tutto in qualche modo per riuscire ad arrivare più in là. Manca poco al traguardo, manca l'ultimo sforzo, poi domani chissà. E intanto gira e va, gira, e chi ci fermerà? Gianni guarda il mattino e prende il primo sole sul viso, che ride di già, è quasi primavera, i suoi sogni si fanno più veri e tutto sembra assumere un senso nel vento che va, la ruota sembra un'elica, la ruota sembra un'elica. Gianni non è mai stanco di correre per tutto il mondo ed andrebbe più in là fino a toccare il sole e le stelle, la luna e chissà se la sua felpa termica azzurra va bene anche là, in giro sopra un'orbita, in giro sopra un'orbita. Gianni parla poco e vede il mondo come può. Rox, un nome breve per camminare più a lungo. Rox, un nome breve per volare sempre più in alto. Écoute-moi, Aïcha, Aïcha. Ci troviamo al complesso turistico residenziale Hotel Lago Verde, dove quest'oggi si festeggia i 26 anni della vita dell'OSCIP Gruppo Motociclisti Pistoia, presieduti da Ignazio Bianchi, il gruppo che presta servizio sulle strade domenicalmente per la sicurezza dei ragazzi. Tanti sono stati gli ospiti quest'oggi che hanno onorato questa festa, a partire da Alfredo Martini, da Franco Ballerini e tantissimi altri ospiti eccezionali che hanno voluto assieme a Bianchi e del suo gruppo festeggiare questo loro 26esimo anno di attività. Ignazio Bianchi, presidente del gruppo Motociclisti Pistoiesi, siamo al 26esimo anno, credo che questo gruppo di anno in anno cresce sempre di più, si vede un cartello entrando dentro 250.000 km percorsi nel 2009, non sono pochi. No, sono tanti, troppi. Quest'anno abbiamo fatto tanti chilometri e però avevamo privilegiato, oltre alla sicurezza, abbiamo privilegiato la qualità e pensiamo, abbiamo fatto una riunione sera e il nostro risultato è stato positivo, perché oltre all'abbondanza di chilometri, anche nella sicurezza ma anche nella qualità delle gare che abbiamo fornito noi, la qualità è stata positiva e di questo ne sono praticamente orgoglioso per merito dei ragazzi che hanno fatto. Il librettino che hai visto, non so se te l'hanno presentato, l'abbiamo fatto in collaborazione con il comitato, ma è un'idea nata e progredita e sviluppata da Villano Egiziano, che è il nostro segretario. È il primo di una serie, per dare, oltre che noi, il nostro impegno è sicurezza, per dare una sicurezza maggiore alle gare ciclistiche. E sono alcune piccole regole, piccole normative che vanno a aiutare il ragazzo ad assistere a una gara ciclistica. Sarà il primo di una serie, ripeto. E poi vorremmo, nel retro, non so se hai notato, ci sono 4 nomi di persone a noi molto care. Matteo Gronchi, che è il figlio di uno degli sponsor,
tuo fratello Moreno Luchi, che è indimenticabile, indimenticato amico, oltre che speaker, Daniele Tamberi, direttore sportivo, che credo abbia fatto molto per il ciclismo, e infine Antonio Orsani, che è l'ultimo, ma noi vorremmo che non ci fosse ulteriori aumenti di dediche su questa iniziativa. Sicuramente questo opuscolo è un opuscolo validissimo, Appunti del ciclismo si chiama, e credo che sia veramente da propagandare nelle scuole e nei gruppi sportivi che iniziano con i giovanissimi, perché questi ragazzi devono essere a conoscenza di quello che va. Purtroppo, come si legge qua, il nostro è uno sport che si svolge sulla strada. E diciamo, verrà dato venerdì alla premiazione dei giovanissimi durante il vadinievole delle premiazioni dei giovanissimi della provincia di Pistoia. In più verrà distribuito a tutte le scuole dei bambini, insomma, per dare modo di divulgare al massimo la sicurezza. Sicuramente un bel messaggio e che fa bene al ciclismo. 26 anni, come ho detto, l'appuntamento a questo punto è sulle strade, e poi per il 27° anno. Il 26° anno io non ho mai avuto Martino Alfredi alla mia festa, e c'è. Non ho mai avuto tanti personaggi, il Pedersoli, il presidente del CONI provinciale, che è veramente una persona deliziosa. Ho amici nuovi e vecchi, i gruppi del coordinamento nazionale. Sono particolarmente contento dei ragazzi per quello che hanno fatto. Io non posso, le parole si sprecano a dire contenti, bravi, eccetera. Sicuramente doveva essere una festa in famiglia, ma è avuto una festa nazionale. Nazionale, sì, in effetti, sì, 170 persone non è da poco raccogliere. E grazie anche a voi perché anche voi fate sicurezza. Non è che a volte sgomitate per fare le riprese, ma se non ci foste voi certe cose non si capirebbero. E invece grazie anche a voi. Ed Enrico Combacci, vicepresidente vicario del comitato regionale, una festa questa del 26° anno dei motociclisti pistoiesi, credo bella. Di anno in anno crescono e, come abbiamo visto un cartello entrando, hanno coperto 250.000 chilometri per la sicurezza del ciclismo. Sì, infatti grazie a questo gruppo ben preparato, ben determinato, che serve appunto proprio per la sicurezza e l'incolumità degli atleti, di cui è il punto basale di tutto il movimento ciclistico. Quindi io devo dire che sono delle persone che sono veramente attaccate a questa attività, e dobbiamo ringraziarli veramente per quello che fanno. Si preparano, cercano in qualche modo di avere un dialogo sempre e comunque con tutto il movimento, e soprattutto anche cercano in qualche modo un bel dialogo anche con la polizia stradale, per avere quei punti determinanti per poi dare sicurezza sulla strada. Credo che sia una bella iniziativa anche questo opuscolo che hanno redatto, questi appunti del ciclismo da distribuire nelle scuole e ai ragazzi che si avvicinano a questo sport, perché veramente danno molti consigli, perché come si diceva prima con Bianchi, purtroppo il nostro è uno sport che si fa sulle strade e siamo sempre sottoposti al pericolo. È proprio vero, sì, siamo sottoposti al pericolo, siamo nelle strade, sappiamo in quel momento di dare anche del fastidio, ma è un fastidio che dura quel 10 minuti, un quarto d'ora, non è che poi siamo così assillanti per le strade. Purtroppo il traffico è questo. Bene questo opuscolo, perché così istruisce un momentino anche i ragazzi che devono venire su, e credo che questo sia un esempio da portare in tutto il movimento scolastico, perché così insegna un momentino anche a muoverci in questo caos di traffico. Dal punto di vista mio, oltre che educare i ragazzi, bisogna educare anche molto gli automobilisti, perché purtroppo siamo sulle strade e dovrebbe essere un argomento anche di scuola guida. Quando si fa scuola guida, quando si va a scuola per concepire la patente, diciamo così, dovrebbero essere a conoscenza delle regole che esistono in quell'arco di quei 2 minuti che transita una gara. Sì, è una cosa che io in qualche momento, parlando anche con i dirigenti della Polizia Stradale, a volte si parla e si è parlato. Ci vorrebbe ogni tanto, quando vengono fatte delle modifiche a livello di viabilità,
di istruire i patentati, anche quelli che già lo possiedono, perché credo che anche oggi viaggiare sulle rotonde non è facile e non tutti l'hanno ancora capito. Quindi ecco, un qualcosa che senza esami, senza niente, ma comunque che mette e rinfresca un momentino la memoria di come ci si può muovere per le strade, e credo che questo, e mi auguro che i motociclisti lo possano portare avanti, il gruppo motociclistico, perché credo che abbiano centrato questo obiettivo, insegnare un pochettino anche a comportarci e a muoverci nella strada. Il comitato credo che vada orgoglioso di questo gruppo motociclisti per la sicurezza. In Toscana siamo all'avanguardia, perché non c'è solo la motociclisti pistoiesi, ci sono altri gruppi che credo che a livello nazionale non abbiamo pari. Credo proprio di sì. E ringraziamole ancora una volta, perché in questi giorni ho avuto degli elogi a livello nazionale, perché veramente sono stati presi di esempio e li stiamo aiutando anche sotto l'aspetto assicurativo, perché in qualche modo la federazione si faccia carico di un'assicurazione un po' più concreta e consistente, perché questi ragazzi sono sempre lì sulla strada e possono essere sottoposti veramente a delle cose spiacevoli in certi momenti, quindi in questo modo vanno supportati. Il comitato regionale si sta muovendo anche in questa direzione. Egiziano Villani, segretario del gruppo motociclisti pistoiesi, siamo a questa festa, doveva essere una festa familiare ma è una festa nazionale, come ho detto con Bianchi, perché ci sono tantissimi personaggi, 26 anni, non sono pochi, sono tanti, il gruppo però tiene, è un bel gruppo affiatato. Sì, siamo anche contenti, l'avrà detto anche Ignazio, siamo contenti perché ci sarà ospiti 7 gruppi del territorio nazionale. Ci sono da Milano, ci sono dall'Imperia, ci sono da Terni, quindi siamo contenti e finalmente al 26esimo anno ci sarà quasi al completo il Consiglio della Federazione Toscana e non è poco. Non è poco, sicuramente, come dicevamo, tanti ospiti e in più quest'anno c'è questa presentazione di questi appunti del ciclismo che lo hai curato te in prima persona, credo che sia un opuscolo validissimo per i ragazzi, per chi si avvicina al ciclismo, per chi segue il ciclismo, perché ci sono tante regole da rispettare e tante regole da capire. Sì, ma io infatti lo spirito che si è fatto l'ho fatto io, ma l'ha fatto il gruppo motociclisti Pistoia insieme al comitato provinciale, è bene dirlo. Si è voluto perché era giusto, secondo il nostro punto di vista, dare un input ai giovani che si avvicinano al ciclismo, dettargli 2 regole. Una regola del codice della strada, insegnargli il rispetto del codice, rispettarli, capire come sono le regole sportive e vedere se si riesce a mettere i ragazzi in bicicletta un pochino più sicuri. Sicuramente, come dicevo prima con Giacomo Bacci, credo che oltre ai ragazzi bisognerebbe fare un opuscolo anche per gli automobilisti, perché sono loro che secondo me dovrebbero capire molto di più quei 2 minuti, 3 minuti di gara che vengono fermati. Questo è un tasto doloroso che ci tocca a noi delle scorte in modo particolare, perché non c'è informazione e purtroppo le istituzioni, che dovrebbero essere loro in primis a dare certi input, non li danno. Noi si spera che la federazione finalmente cominci a darci un po' più di voce. Bene. Al termine di questo opuscolo vediamo ci sono 4 dediche a persone che hanno dato molto per il ciclismo. Sono 4 persone che sono nel cuore di tutti noi, tutti indistintamente. In particolare purtroppo è l'ultima, è Anthony. Noi l'abbiamo scortato nell'ultimo viaggio con la morte nel cuore, perché quando un ragazzo, un juniores, muore sulla strada mentre si allena, e siamo sconfitti. Sicuramente bisogna fare molto di più ed ecco che ritorniamo all'argomento degli automobilisti. Gli automobilisti devono capire che la strada non è solo per le macchine ma è per tutti i mezzi. Sì, ci devono dare una mano, ti ritorno a ripetere, le istituzioni e la federazione. Noi ci si mette il nostro, però più di tanto non si può fare. La Toscana è all'avanguardia nelle scorte perché siete in diversi a fare queste scorte e credo che ne abbiamo pochi davanti a noi. Sì, noi in Toscana siamo 211, non sono pochi, suddivisi in 7 gruppi, si copre tutto il territorio, però non bastano mai, perché in Toscana i numeri della Toscana sono alti, sia per le gare, sia per il traffico, sia per l'intensità, quindi 211 persone non bastano.
Bene, da parte mia, da parte della redazione Toscana Sprint, un buon anno e un buon lavoro per il 2010. Grazie a tutti voi e con la televisione forse si riuscirà anche a avere un po' più di visibilità. Grazie. Luciano Taglini, presidente del Comitato Provinciale di Pistoia, una festa che non potevi mancare perché gruppo motociclisti pistoiesi non potevi mancare. Tanti ospiti, tanti amici, 26 anni e tanti chilometri percorsi. Questo è il fulcro del ciclismo, non soltanto pistoiese, ma questo si è distinto in campo nazionale e senza di loro penso che sarà un problema se dovessero venire a mancare. Oggi o domani si dice si cessa, questo sarebbe un grossissimo problema per il ciclismo e con questo bisogna darne atto a Bianchi proprio, a Bianchi e ai suoi collaboratori più vicini che si danno un grande affare per concretizzare sempre ogni anno di più questo gruppo che è omogeneo, è un gruppo ben preparato, un gruppo che si è distinto, come ho detto, in tutto, non solo qui in Toscana ma anche in Italia e gli auguro con tutto il cuore di proseguire e auguro a Bianchi di continuare la sua attività perché è indispensabile per il ciclismo nostro. Sicuramente a mente fredda, pensando a una gara senza le staffette, cosa può succedere? Niente, non si parte perché oggi con le nuove disposizioni di legge, con i nuovi decreti, il prefetto non ti dà assolutamente autorizzazione a partire se mancano le scorte tecniche e il supporto dei motociclisti. Perciò non solo i motociclisti si dedicano solo all'attività di seguire le gare, ma anche nell'ambito direttivo, nell'ambito del comitato regionale che c'è entrato già un loro componente, con Villani, che si è distinto e ha dato una mano anche a noi in campo dei giovanissimi, ha fatto un bellissimo opuscolo che verrà distribuito venerdì prossimo in occasione della nostra festa. Io lo ringrazio fin da ora e ringrazio tutto il gruppo motociclisti, ragazzi, in bocca al lupo per il 2010. Siamo con Alfredo Martini, la prima volta da questa festa di questo gruppo motociclistico, credo che veramente sia un onore per Bianchi averti a questa festa, un gruppo che veramente dà sicurezza a questi ragazzi sulle strade e ce ne vuole di sicurezza. Non è poco avere la sicurezza in questo mondo che la cercano tutti, la cercano i politici, la cercano per l'economia, i gruppi finanziari, la cercano chi deve volare con l'aereo, la cercano questa povera gente è venuta da di fuori per trovare lavoro in Italia e la cercano anche quella che sta vicino a loro. Insomma, la sicurezza oggi è il problema del giorno e penso che lo sport che ha tanto bisogno di sicurezza, specialmente le corse ciclistiche che vanno per le strade, c'è sì attenzione anche da parte del pubblico perché il ciclismo piace, però occorrono tanti accorgimenti e questo gruppo di Ignazio Bianchi, questa OSCIP è davvero una cosa molto importante, lo ha riconosciuto la Federazione Ciclistica Italiana, ma penso anche che non sia una voce nuova per l'Unione Ciclistica Internazionale, è una cosa bellissima che dà sicurezza a chi deve impegnarsi nel gesto atletico e penso che questo sia una cosa delle più belle che si possano fare. Io voglio esprimere tutta la mia riconoscenza a Ignazio Bianchi ma a tutti i suoi collaboratori che si impegnano, che danno tutto il loro tempo libero, insomma è un volontariato importante. Sicuramente. Mettendoci nei piedi di una famiglia che deve mandare un bambino, un ragazzo sulle strade, credo che sia un bello stimolo perché purtroppo il nostro è uno sport che viene fatto sulle strade, non è in un palazzetto, in uno stadio o in una pista chiusa. Ma quello che più manca sono gli spazi ciclabili, mentre tante altre nazioni li hanno fatti, da noi si è un po' trascurato questo discorso e non è tanto la gara, perché la gara è protetta da quelli della OSCIP, da motociclisti, da polizia della strada e altri volontari che si adoperano ai bivi delle strade, ma quello che manca è
dove vanno ad allenarsi i ragazzi? Infatti non ultimo purtroppo Anthony Orsani, che è deceduto in allenamento, lo juniores, anche questo è un caso purtroppo che dà noia, fa male a tutti. E allora i genitori naturalmente si sentono più tranquilli mandando il ragazzo in un palazzetto dello sport o in quei campetti dove c'è il calcetto e tante altre cose. Lo mandano a imparare a giocare al tennis, ma al ragazzo piacerebbe andare in bicicletta, perché andando in bicicletta scopre posti nuovi. Il ragazzino di 7-8 anni, se avesse la sicurezza di poter, andrebbe in bicicletta. Allora se non possiamo mandarlo per le strade, cerchiamo che i comuni facciano dei circuiti ciclabili dove il ragazzo possa allenarsi e prepararsi per un'eventuale corsa. Bene, un augurio che facciamo al termine di questa nostra chiacchierata a Ignazio Bianchi per il 2010. A Ignazio Bianchi bisogna prima di tutto riconoscergli la bravura, la capacità e fare gli auspici perché lui non perda mai questo entusiasmo. Siamo con Stefano Benvenuti, consigliere federale. Una bella festa questa dell'OSCIP perché veramente unisce tanti sportivi a questa mensa e però dà tanta sicurezza per le gare e ce ne vuole tanta di sicurezza. Una bella festa, complimenti al nostro ospite Bianchi che praticamente ha radunato intorno a sé tutti i VIP del settore. Addirittura ho visto anche Mulazzani dell'RCS, ho visto tante persone che hanno attinenza con questa cosa. C'è tanto bisogno di sicurezza, specialmente qui noi ne sappiamo qualcosa che è appena concluso l'annus horribilis, come si suol definire, che proprio nella provincia di Pistoia ha visto 3 bravissimi e giovanissimi ragazzi lasciarci prematuramente, quindi benvengano le iniziative, benvengano i gruppi come quello diretto da Bianchi e non mi stancherò mai di dire che la sicurezza è ai primi posti, diciamo, nelle graduatorie occorrenti per l'organizzazione delle gare ciclistiche. In Toscana credo che siamo all'avanguardia perché oltre a Bianchi ci sono altri gruppi che garantiscono la sicurezza sulle strade e siamo credo non i numeri 1 in Italia ma quasi. No, invece io grazie al ruolo e all'incarico federale che rivesto ho modo di andare per tutte le regioni italiane che poi si riducono a 3, Lombardia, Veneto e Toscana, il Piemonte è un po' ai margini, così pure la Liguria, e poi scendendo non hanno neanche idea di cosa vuol dire organizzare puntigliosamente l'evento. Noi siamo al primo posto per quanto riguarda questo settore e io ringraziando Bianchi sia per l'invito ma anche per la sua attività voglio sottolinearlo questo perché so che lo prende come un complimento. Siamo con Vito Molazzani, regolatore delle staffette in gara per la Gazzetta dello Sport. Credo che meglio di questo personaggio non c'è nessuno che ci può parlare di sicurezza perché sei sempre là davanti e vedi i problemi che ci sono. Sì, sono uno dei pochi fortunati che collaborando con la Gazzetta dello Sport ci siamo fatti questa particolare esperienza. La OSCIP di Pistoia, questo gruppo motociclistico, credo che sia molto importante a livello nazionale per il ruolo che svolge. Decisamente sì, tant'è vero che anch'io ho parlato con il presidente Ignazio Bianchi e le ho chiesto 4-5 uomini dei suoi che gentilmente me li ha prestati. È sempre più difficile organizzare gare, io parlo a questo punto da organizzatore, se non ci fossero questi personaggi, queste persone che garantiscono l'incolumità dei ragazzi. Sì, questo è vero perché il ciclismo ha molto bisogno di questi uomini che con la loro buona volontà vengono davanti, si mettono davanti, si impegnano moltissimo rischiando anche la loro patente. Per la salvaguardia di questi ragazzi. Lodevole credo che sia anche l'iniziativa di questo Appunti del Ciclismo che ha edito il gruppo motociclistico per portare a conoscenza dei ragazzi anche le regole che ci sono da rispettare perché anche i ragazzi in bicicletta hanno delle regole da rispettare. Sì, decisamente anche loro devono sapere queste particolari regole, devono conoscere anche gli uomini che ogni tanto le danno noia nel superarli
però consapevoli che sono il loro angelo custode. Bene, un augurio che facciamo a Ignazio Bianchi e ad Orso Gruppo per il 2010. Di continuare. Grazie. E grazie. Siamo con Silvano Antonelli, presidente dei progetti Scorta. Credo una festa così gratifichi tutta la OSCIP di Pistoia, tanti amici, tanti sportivi da tutte le parti d'Italia. Direi che una festa così gratifica il ciclismo nel suo insieme, perché questa occasione è organizzata da un gruppo che si spende unicamente per garantire la sicurezza delle gare ciclistiche ed è sicuramente un'attività meritoria, fondamentale, perché i genitori che hanno bisogno di scegliere le pratiche sportive per i propri figli naturalmente scelgono quelle discipline più sicure. Quindi il lavoro che fa l'OCP di Pistoia insieme a tanti altri analoghi è un lavoro sicuramente encomiabile. Sicuramente la Toscana credo che sia all'avanguardia, perché ci sono varie società, vari gruppi che prestano la loro opera per la sicurezza. La Toscana sicuramente è all'avanguardia ed è la regione che da questo punto di vista ha più storia e può insegnare di più agli altri. E c'è anche una cultura diversa, gli organizzatori più che da altre parti qui sono consapevoli dell'importanza dei motociclisti che fanno attività di motostaffetta e scorta tecnica, e quindi la loro unione nel lavorare è un qualcosa di più consolidato e di significativo per il resto del paese. Villani ha curato questo opuscolo appunti del ciclista, credo che sia una cosa lodevole. L'ho letto e lo trovo sicuramente lodevole, e altri gruppi dovrebbero seguire questo esempio, cioè ciascuno di noi che ha responsabilità nei vari gruppi deve impegnarsi non solo per fare l'attività di scorta sulla strada, che è importante, ma anche svolgere un ruolo di informazione, di didattica, cioè insegnare la sicurezza anche al di fuori delle gare, in modo che gli atleti e gli organizzatori siano sempre più consapevoli di quel che occorre fare per garantire la sicurezza e l'incolumità degli atleti. Grazie, buon lavoro per il 2010. Grazie a voi e in bocca al lupo per il 2010. E si è conclusa anche questa festa, la festa dei motociclisti pistoiesi, con una bella manifestazione, una bella festa con tanti sportivi ai tavoli, ospiti di eccezione Alfredo Martini e Franco Ballerini. E durante la giornata è stato presentato il Vademecum del ciclista curato da Egiziano Vigliani, una bella iniziativa che porta a conoscenza tutti i problemi e le problematiche che si incontrano sulle strade. Un saluto particolare va a Sauro Coppini, in convalescenza dopo un piccolo problema di salute. Un saluto a tutti quanti e appuntamento alle prossime trasmissioni. ROX, un nome breve per camminare più a lungo. ROX, un nome breve per volare sempre più in alto.